Con Gaetano Rizzonervo e gli chiediamo quanto influirà l'abolizione dell'ente porto da parte della regione siciliana rispetto all'istituzione del punto franco nella provincia di Messina. È ininfluente perché il punto franco è stato istituito con una legge dello Stato, perché la legge è ancora in vigore, non è stata mai abrogata e oggi si può dire sia addirittura d'arrivo perché l'ubicazione del punto franco è stata individuata nell'area di San Filippo del Mela. Si pensa che a gestire l'iniziativa potrà essere l'autorità portuale, un ente possiamo dire competente per territorio e per fini, e si aspetta soltanto per il punto franco di Messina il decreto del Ministro dell'Economia per l'attuazione definitiva, il decreto d'attuazione. Poiché è stata individuata questa area di San Filippo del Mela che ha messo addirittura a disposizione 2 milioni di metri quadrati e l'approdo per le navi dirette a Pontofranco, a parte Milazzo, è possibile utilizzando il grande molo foraneo che è stato già finanziato e che sorgerà proprio la faccia a male di quest'area che il comune di San Filippo del Mela ha destinato a questa iniziativa. Va bene, grazie. Okay.